Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. C'è la svolta per 2 omicidi di mafia commessi nel 2008 ad Adrano, nel Catanese. 4 persone arrestate, importanti le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Stiamo rischiando di fare scappare i turisti. Troppi casi di violenza a Palermo allarmano Assoimpresa, che invoca anche l'intervento dell'esercito. Non tracciata e in pessimo stato di conservazione, i NAS sequestrano a Catania 400 kg di carne equina pronta a finire nei piatti degli appassionati consumatori dei localini di via Plebiscito. Catania sporca, in un dossier la CGIL sollecita l'amministrazione Trantino ad un confronto per restituire decoro alla città. Il sindaco replica: gli spazzini ci sono, lavorino e non vadano al bar. Via libera dall'Ars al bilancio consolidato 2022 per il presidente Schifani e l'assessore Falcone. Prosegue l'attività di riordino dei conti. Siremar aumenta del 20% le tariffe dei traghetti per le isole minori durante il Natale. Sindaci e Federalberghi sul piede di guerra. Bentrovati. Faida ad Adrano. Sono state arrestate 4 persone per 2 omicidi che avvennero nel 2008. La svolta alle indagini è giunta anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Tonino De Mana. 2 omicidi commessi per ribadire la supremazia del clan mafioso Sant'Angelo Taccuni è il movente, secondo la procura distrettuale di Catania, di 2 agguati mafiosi commessi nel 2008 ad Adrano. Quello di Alfio Neri, 39 anni, ucciso il 15 agosto, e quello di Francesco Rosano, di 37 anni, assassinato il 18 gennaio dello stesso anno. Le indagini hanno portato ad identificare i presunti autori dei 2 delitti, 4 affiliati alla cosca ritenuti vicini alla famiglia di Cosa Nostra, Santa Paola Ercolano, destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catania. Il provvedimento è stato notificato a Giovanni Sant'Angelo e Antonino Bulla, entrambi di 40 anni, e a Salvatore Crimi, di 37, e Alessio Samperi, di 38. Sant'Angelo e Bulla sarebbero stati gli esecutori dell'omicidio Rosano, crivellato con 13 colpi al volto e al torace. Insieme con Crimi e Samperi sarebbero stati invece gli esecutori dell'agguato mortale ad Alfio Neri. Sin da subito le indagini ipotizzarono che l'omicidio fosse da ricondurre ad una ritorsione del clan Sant'Angelo Taccuni, in risposta al triplice omicidio di Daniele Crimi, Alfio Finocchiaro e Alfio Rosano, avvenuto ad Adrano nel luglio del 2006. Le indagini si sono sempre, hanno già ipotizzato le scaturigini o le motivazioni. È chiaro che poi l'intervento dei collaboratori nel tempo ha consentito, con i riscontri fatti dagli investigatori, ha appunto permesso di giungere a questo risultato, di fare luce su questi 2 efferati delitti mafiosi. La svolta alle indagini è arrivata grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giovanni La Rosa, Vincenzo, Francesco e Valerio Rosano. Ed è allarme sicurezza, allarme violenza a Palermo, ve lo abbiamo raccontato in tanti dei nostri servizi. Interviene Assoimpresa, preoccupata che proprio questo tipo di episodi di violenza continui possano allontanare i turisti dalla nostra terra. Sentiamo Marco Gullà. Così facciamo scappare i turisti, è l'allarme lanciato da Assoimpresa sui tanti episodi di violenza che si registrano a Palermo ogni settimana. Dalle risse a Sferacavallo alla mala movida, con 2 agenti della polizia municipale aggrediti qualche giorno fa in via dei Chiavettieri. Il timore dell'associazione di categoria è che tutti questi episodi possano incidere sul flusso turistico in vista del periodo natalizio. La Sicilia e Palermo si sta giocando il proprio futuro sul tema turistico. Vogliamo diventare attrattivi, vogliamo diventare una destinazione turistica, però dobbiamo assolutamente fare i conti con quella che è la sicurezza del nostro territorio, e quindi questo naturalmente potrebbe anche scoraggiare flussi turistici in previsione del Natale o del Capodanno. Episodi di violenza che, secondo Assoimpresa, sono collegati alla mala movida. Assistiamo ogni sera ormai a episodi di fiumi di alcol dopo le 10 di sera, risse, droga, fuochi d'artificio tutte le notti, e dopo mezzanotte assistiamo a episodi di criminalità ancora più spinta, come furti
con scasso nelle vetrine di esercizi commerciali. Bisogna intervenire urgentemente, le istituzioni devono assolutamente fare la propria parte con regolamenti certi, anche con l'ausilio e con l'uso delle forze armate e perché no anche dell'esercito. La polizia ha eseguito la confisca di beni per €1 milione nei confronti di Angelo Porcino, esponente del sodalizio mafioso dei barcellonesi, considerata una delle figure di maggiore pericolosità nel territorio del Messinese. La confisca dei beni interessa l'intero asse patrimoniale di Porcino e segue il sequestro degli stessi beni già appunto fatto nel 2022. Continua la campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi e la violenza e contro la violenza nei confronti delle donne della Polizia di Stato. La campagna, lo ricordiamo, è una campagna permanente, si chiama Questo non è amore, oggi in piazza ad Acireale. Sentiamo Giusy Lazzara. Il mese scorso, ad esempio, ho fatto una denuncia perché mi arrivano telefonate anonime e mi minacciano a morte, ma se non prima ci uccidono non fanno mai un cavolo. Risuonano ancora di più oggi queste parole che arrivano dopo i 2 femminicidi di ieri. Non sono bastate le manifestazioni per Giulia Cecchettin, si continua a morire per un rapporto malato. Questo non è amore. Poche parole per racchiudere la campagna contro la violenza alle donne della polizia che oggi in Piazza Duomo ad Acireale incontra i ragazzi. Chi fa questa cosa non è un uomo. Una persona che secondo me all'interno ha qualcosa che vuole sfogare e la sfoga sulle donne, ma non è un uomo. Dopo l'omicidio di Giulia a quanto pare non è bastato nemmeno, io mi chiedo cosa si debba fare per far smettere tutti questi femminicidi ora e in avanti. L'amore non uccide, si è ripetuto tante volte in questi giorni. Un piccolo campanello d'allarme deve andarsene subito, devono andarsene, perché quella è il segnale, non cambiano mai. Chi commette un femminicidio si condanna alla massima pena. Molti infatti che commettono il femminicidio già pensano di suicidarsi. In aumento le denunce alle forze dell'ordine, ma è ancora difficile farlo per tante donne. Quando riusciamo a entrare in contatto con queste donne, riusciamo a convincere, riusciamo a fargli capire il disvalore delle azioni che hanno subito e loro sicuramente si aprono e finalmente si liberano di questo fardello che portano con loro. Ogni giorno in Italia ci sono 85 donne vittime di reato di violenza e il 55% dei casi è la persona con cui si vive a uccidere. A un uomo di 28 anni indagato per maltrattamenti in famiglia è stata notificata nel Catanese la misura cautelare firmata dal GIP del divieto di avvicinamento alla moglie di 29 anni che avrebbe aggredito e picchiato più volte. I carabinieri sono intervenuti 2 volte dopo le richieste di aiuto della vittima che ha denunciato il comportamento violento del marito che l'avrebbe malmenata ma anche denigrata. Trattorie di Catania nel mirino dei NAS. I controlli hanno portato al sequestro di centinaia di chili di carne equina non tracciata e di allevamenti abusivi. Lorena Dolci. È lo street food marca Liotru. Nel panino al piatto le polpette di cavallo, la fettina, sono un must irrinunciabile per i catanesi, spesso servite su tavolini a bordo strada, incuranti dei tubi di scappamento. I catanesi guardano a Russia e Mancia come i napoletani alla sfogliatella. Guai a domandarsi cosa c'è dietro quel piatto che ti fa sentire a casa. La domanda però se la sono poste i militari del NAS, che insieme al personale dell'ASP sono andati a controllare proprio quei ristoranti di via Plebiscito che sui Russia e Mancia hanno fatto fortuna. In un locale sono stati trovati oltre 400 kg di carne equina priva di tracciabilità e in pessimo stato di conservazione, che in qualche modo sarebbe finita nei piatti di ignari avventori. In un'altra trattoria sono stati sequestrati 3 kg di carne bovina, di cui era impossibile risalire all'origine. Oltre al sequestro degli alimenti incriminati, molti locali sono stati trovati in condizioni igieniche precarie. Bracieri, sedie, tavoli, pedane e vasi collocati abusivamente sono stati rimossi. 5 trattorie sono state sanzionate.
Non solo cavallo, restando in tema, diversi allevamenti abusivi di bestiame sono stati sequestrati dai carabinieri dei NAS in vari fondi agricoli ai piedi dell'Etna. In questo caso i controlli hanno preso di mira i suini. Nell'ambito della prevenzione della peste suina africana, i militari hanno scoperto infatti 2 allevamenti senza autorizzazione in cui maiali ma anche centinaia di pecore e agnelli non erano stati sottoposti ad alcuna profilassi. Non censiti uguale potenzialmente infetti. Meglio sapere da dove arriva quello che si mette in tavola. Daspo per 4 persone, tra cui il figlio di un mafioso. Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha emesso infatti 4 provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per 1 anno nei confronti di 4 giovani che nell'agosto scorso parteciparono a una violenta rissa con il coinvolgimento di una ventina di ragazzi. La rissa era scoppiata per futili motivi, in piena notte, nella zona del lungomare di Ognina. Tra loro anche il figlio di un esponente mafioso che si oppose violentemente al controllo di polizia, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Catania sporca, c'è un dossier che arriva dalla CGIL che sollecita l'amministrazione Trantino ad un confronto. Il sindaco replica: gli spazzini ci sono, pensino a lavorare e non vadano al bar. Tonino De Mana. O lavorano, non si possono permettere di spazzare per 1 ora e mezzo e poi passare il loro tempo a prendere il caffè. Non ha usato mezze parole il sindaco Enrico Trantino, che è intervenuto su Telecolor a Focus, ha sottolineato l'importanza del servizio di spazzamento delle strade, che molte volte però non viene effettuato a dovere. Anzi, sono tanti i cittadini che al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 denunciano l'assenza degli operatori ecologici. Risultato: strade e marciapiedi sommersi di rifiuti in centro ed in periferia, immagini che mortificano una città che per il Natale si accende ma che al tempo stesso rimane sommersa di spazzatura. La raccolta di rifiuti non funziona e la CGIL mette nero su bianco un dossier. Le ragioni vanno ricercate nell'insufficienza di ore di lavoro dedicate alla raccolta della spazzatura, per la mancanza di operatori adibiti allo spazzamento e alla guida degli autocompattatori, e anche nella mancanza di sorveglianza da parte del comune rispetto all'applicazione corretta delle regole e nell'incapacità di molti cittadini a differenziare correttamente i rifiuti. Si chiede un confronto con l'amministrazione comunale per restituire dignità e decoro, anche se il sindaco Trantino non demorde ed avvisa gli operatori ecologici. Non certamente davanti a me, perché davanti a me, quando prendo qualcuno diciamo un po' più indolente, con gentilezza, con dolcezza glielo dico, e poi sempre devo dire che loro stessi chiedono scusa. Il resto lo dovranno fare i catanesi, sono loro che dovranno preservare la città e ricordarsi di rispettarla sempre e non solo davanti all'amata Sant'Agata. Dopo una prima bocciatura è arrivato oggi all'ARS il via libera al bilancio consolidato 2022 per il presidente Schifani, ma anche per l'assessore Falcone. Prosegue l'attività di riordino dei conti. Sentiamo Francesco Triolo. È stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana il bilancio consolidato 2022 della regione. Si tratta del documento contabile consuntivo che riunisce i risultati economico-finanziari di 158 enti partecipati, controllati o strumentali della regione. Un documento munito di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 35 voti favorevoli, 27 quelli contrari. A chiedere il voto palese era stato il capogruppo del PD, Michele Catanzaro. Ieri il documento era stato bocciato e la seduta di oggi si è svolta in un clima di confronto anche tra gli esponenti della coalizione di centrodestra. La polemica era stata legata soprattutto alle assenze di deputati della maggioranza in aula, una polemica cavalcata dall'opposizione rispedita indietro oggi dalla centrodestra. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per avere una situazione di bilancio regolare e ben definita, per dare ai siciliani certezze sulla tenuta della regione e sulle risorse da utilizzare nei servizi e nelle attività amministrative, ha detto il presidente della regione Renato Schifani, commentando l'approvazione all'ARS del bilancio consolidato. Il via libera al consolidato 2022, aggiunto l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, conclude di fatto la fondamentale attività di riordino contabile, impegno da noi assunto e attuato nell'ultimo anno. In questo documento prosegue la nostra azione di allargamento del perimetro di consolidamento e dunque degli enti legati alla regione che vengono sottoposti ad attento controllo, ha detto ancora. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, aumentano i costi per i collegamenti con le isole minori della Sicilia, perché dal 1° dicembre la Siremar ha annunciato un rialzo dei ticket, dei biglietti del 20%, dunque monta la protesta delle comunità isolane. Francesco Triolo. Tempo di rincari per i collegamenti con le isole minori e la Sicilia. Dopo l'emergenza scattata per il rischio di vederli interrotti, adesso l'allarme è per un doppio aumento di prezzi che potrebbe penalizzare ancora di più l'economia delle piccole isole. Ad annunciare i rincari è stata la compagnia di navigazione della Siremar. Dal 1° dicembre scatterà un aumento del 20% per i collegamenti con Egadi, Eolie, Pelagie, Ustica e Pantelleria, ma per febbraio è in programma un altro rincaro del 10%, un ritocco in alto del listino sia per i passeggeri che per auto e mezzi commerciali. C'è il forte rischio che a causa dell'aumento dei prezzi di trasporto anche sui beni di prima necessità si potrebbe riflettere appunto questo rincaro, che sicuramente non gioverebbe alle comunità delle isole minori della Sicilia, in quanto già gravate da costi sicuramente più alti rispetto alla terraferma. Tutto questo ovviamente viene fatto in spregio di quella che è la nostra Costituzione e di quelli che sono i trattati dell'Unione, che chiamano invece a un superamento di quelli che sono gli svantaggi derivanti dall'insularità. Così facendo non si potrà invece che spingere verso uno spopolamento delle isole minori della Sicilia. Siremar spiega che l'aumento è previsto nei bandi delle corse a carico del Ministero dei Trasporti a causa dell'impennata dei costi di carburante che hanno comportato un aggravio maggiore, ma i sindaci delle isole minori non ci stanno. Ieri, su indicazione del sindaco d'Ancona, abbiamo attivato un percorso insieme a tutti i sindaci delle isole minori della Sicilia. Abbiamo chiesto una convocazione, i sindaci delle isole minori della Sicilia hanno chiesto una convocazione urgente al Ministero dei Trasporti per trovare insieme un percorso che sia sostenibile per la società di navigazione, ma anche per le economie fragili di queste isole e dei cittadini che ci abitano. La bellezza per combattere la povertà educativa. Nel quartiere Cappuccini di Catania sono stati 50 i bambini coinvolti in questo progetto. Emanuela Corsi. Librerie, panchine, tavoli in legno sono le opere realizzate dai giovani del quartiere catanese Cappuccini sotto la guida di 2 architetti, 2 progettiste e dei loro storici educatori. Una piccola falegnameria sociale che fa parte del progetto Di Bellezza si vive, che a Catania si propone di combattere la povertà educativa attraverso la bellezza e il fare. Il progetto sperimenta in 5 ambiti, che sono la famiglia, la scuola, gli spazi di vita, gli spazi culturali e i mondi digitali, e all'interno di questi 5 ambiti che rappresentano il quotidiano di ogni ragazzo noi abbiamo cercato di portare un'idea innovativa di scuola. Intanto una scuola che si basa non più su una scuola trasmissiva ma laboratoriale, esperienziale, dove l'obiettivo era proprio quello di partire dalla generazione della bellezza. I manufatti in legno sono stati realizzati per il doposcuola gratuito che avviene nei locali della Curia, dove ci sono diversi volontari. Tra loro c'è anche Jessica, una laureanda che ha scelto di aiutare i bambini nello studio. Hanno voglia di imparare e quindi vengono con gioia e trasmettono questa gioia a te che impieghi, i pomeriggi in questo modo. Nel capoluogo etneo sono 50 i minori in situazione di fragilità scolastica o familiare dei quartieri Cappuccini e Tondicello Playa, coinvolti in questo percorso realizzato in collaborazione con l'Associazione Cappuccini e con la parrocchia Beata Vergine Maria in Cielo Assunta alla Playa. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi il calcio. Il Palermo proiettato verso la partita di venerdì al Barbera contro il Catanzaro, recuperato di Francesco, ok, anche Lucioni, rosanero, in crisi di risultati. Sentiamo. 4 punti nelle ultime 5 partite, troppo pochi per una squadra che alla vigilia del campionato era stata etichettata dagli addetti ai lavori come possibile candidata alla promozione diretta. Per il Palermo i venti di crisi non sono passati. Il pareggio di Terni ha ulteriormente aperto crepe nel rapporto tra la tifoseria ed Eugenio Corini. La piazza chiede l'esonero dell'allenatore, la società però continua a ribadire la fiducia al tecnico. Venerdì al Barbera altro esame duro per la compagine rosanero, arriva il Catanzaro
Catanzaro, forte del successo sul Cosenza nel derby. Al Barbera la formazione calabrese sarà supportata da oltre 1000 tifosi. Per il Palermo una partita dalle 1000 difficoltà, considerata anche la pressione che ci sarà appunto al Barbera. Fabio Lucioni pronto al rientro. Il difensore, che ha saltato l'allenamento di ieri per una sindrome influenzale, sta meglio e dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Catanzaro. Recuperato Di Francesco, che dovrebbe tornare titolare e comporre il tridente offensivo assieme a Di Mariano e Brunori. Out ancora Vasic, Ceccaroni, Insigne e Soleri. Arbitrerà Palermo-Catanzaro Marinelli della sezione di Tivoli. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per averci seguito e buona serata.